Allora, la ricerca riguarda le osterie coneglianesi tra 600 e 700. Ora bisogna pensare che le osterie nella Serenissima, la situazione delle osterie non era tutta uguale, nel senso che se noi pensiamo alle città come Treviso, Padova, Venezia, naturalmente, in queste città la persona che voleva diventare oste doveva far parte di una congregazione, doveva sottostare uno statuto e doveva prestare giuramento. Non era così nelle città minori della terraferma, come appunto Conegliano, come Serravalle, eccetera, eccetera. Quegli osti, per poter esercitare la loro professione, dovevano innanzitutto chiedere il permesso, avere la licenza dal comune. Ora, pensiamo che dalla seconda metà dell'Ottocento questa richiesta, questa licenza, veniva sì concessa dal comune, ma il comune a sua volta l'aveva avuta da una famiglia nobile. Partiamo da questo documento del 1688 e pone al pubblico incanto, in San Marco, dice, mette al pubblico incanto lo ius di fare osterie, magazzini e bettole nella terra e territorio di Conegliano. C'era un'asta, quest'asta viene vinta dalla famiglia Cellini. La famiglia Cellini era una famiglia nobile che aveva appena acquisito la nobiltà, attenzione, nel 1689, la nobiltà l'aveva acquisita pochi anni prima. La famiglia Cellini vince quest'asta per 6.200 ducati e quindi si acquisisce questo ius di fare osterie, magazzini e bettole nella terra e nel territorio di Conegliano. Acquisire l'asta cosa vuol dire? Vincere l'asta vuol dire che si presentava non il nobile ma una persona di fiducia, in questo caso Cancellareschi, si presentava presso la loggia in piazza San Marco e acquisiva materialmente questo ius, questo diritto. Ed era un diritto assoluto, nel senso che a sua volta i Cellini potevano vendere, potevano affittare come cosa propria. I Cellini 2 giorni dopo stipulano un contratto con il comune di Conegliano nel quale si stabiliscono una fittanza. La fittanza comportava il pagamento da parte del comune di Conegliano di 380 ducati all'anno e una regalia di un par 100 di capponi che dovevano avere il peso 12 libbre e un quarto trevisano e in più dovevano avere una regalia di un barilotto di vin Marzimino di Monte ogni anno. E in più, per finale, i Cellini mantenevano il diritto comunque loro di fare un'osteria a Conegliano a Visnà e Bazzola. Naturalmente l'osteria di Conegliano che hanno scelto è quella in Borgo Sant'Antonio, cioè l'osteria più fruttuosa, diciamo. Teniamo conto che le osterie potevano essere al massimo una per borgo della città e una per villa, almeno fino al periodo veneziano. Attenzione, perché chi acquista lo ius di fare osteria a Venezia è Giovatta Cellini, ne abbiamo detto nel 1689, però molto presto, nel 1713, il figlio Alessandro, avendo problemi economici, incomincia a vendere i beni di famiglia e vende appunto questo ius, lo vende ai Tiepolo, alla famiglia Tiepolo, questa volta per 10.200 ducati. Poi teniamo conto, guardiamo un attimo questo albero genealogico. Alessandro Cellini avrà tre figlie femmine, una sposata con Giustiniano, una con Gondulmer e l'altra con Mocenigo, e questi tre faranno a loro volta, tenteranno una causa con i Tiepolo, che poi le vinceranno i Tiepolo, per riavere questo ius, ma non ci riusciranno. I Tiepolo mantengono questo ius almeno fino alla metà dell'Ottocento, quindi anche il periodo prima francese, poi nel periodo austriaco, manterranno comunque questo diritto. I Tiepolo nel 1713 avevano, c'era stato appena fatto una rinnovata la fittanza da parte dei Cellini. I Tiepolo mantengono questa fittanza così come l'avevano stabilita i Cellini, mantengono quindi tutti i diritti, tra i quali anche quello di fare l'osteria, appunto di avere un'osteria a Conegliano, una a Visnà e una a Vazzola. Ora, la persona che voleva diventare oste a Conegliano, vi ho detto, doveva innanzitutto chiedere una licenza, che poi è data anche materialmente come una licenza stampata, come un bollettino. Doveva chiedere la licenza, doveva pagare una serie di dazi.
Ora, sono vari i dazi relativi al vino. Innanzitutto c'era questo, il dazio dell'imbottatura che riguardava la vinificazione, poi c'era il dazio Ducato per botte che riguardava la vendita all'ingrosso, e poi c'era il dazio spina e il dazio misura, che erano i due dazi che materialmente gli osti dovevano pagare per poter vendere il vino. Allora, qui abbiamo una richiesta di poter vendere il vino al minuto nella villa di San Piero di Sotto del 1785. In questo documento successivo invece abbiamo la richiesta di poter fare bettola. Attenzione, perché l'osteria era diversa dalla bettola. Nell'osteria si poteva mangiare, ci poteva essere ricovero anche per l'animale, ci poteva essere la stalla per il ricovero anche notturno dell'animale, ci potevano essere le camere. Nella bettola non c'era tutto questo, la bettola era solo rivendita di vino. La licenza poteva essere richiesta per un anno, e dal 1775, quando in Venezia si rende conto che il dazio del vino è estremamente importante, era di estrema importanza quello del sale, ma anche quello del vino aveva la sua rilevanza. Si rende conto anche che il pagamento del dazio non è sempre regolare, per cui nel 1775 il comune di Conegliano decide di affittare le osterie al massimo per un anno, dopodiché doveva essere rinnovata questo affitto. Questa è la licenza, diciamo, che veniva concessa. In questo caso è un'osteria di Cimetta, vedete c'è il viso Tiepolo, nominato il viso Tiepolo. La licenza riguarda il diritto di poter fare osteria, magazzino e bettola. Nei documenti che io ho analizzato non ho mai trovato un magazzino a Conegliano, non dico che non ce ne fosse, dico solo che non l'ho mai trovato. Sicuramente tante osterie, poi le vediamo, alcune bettole, magazzini. E poi qua è chiaro proprio il pagamento dei due dazi che servivano proprio per vendere il vino. Però questo documento ci dice anche che ci parla anche dei deputati alle osterie. In effetti nel comune di Conegliano c'erano due stimatori dei vini al minuto, che erano coloro che stimavano il vino al momento in cui l'oste acquistava il vino. Doveva essere stimato, doveva essere bollato, cioè veniva posto un bollettin che non poteva essere assolutamente staccato, veniva incollato, non poteva essere staccato, e soprattutto veniva sigillata la botte, venivano sigillate le botti in modo che non venisse aggiunto altro vino. Questi erano gli stimatori del vino al minuto. Gli stimatori erano molto, molto attenti anche al fatto che l'oste nell'osteria vendesse vino che poi lui non beveva, cioè lui bevesse vino diverso da quello daziato, ovvero il vino che lui vendeva all'osteria doveva essere diverso da quello che lui beveva a casa. Casa e osteria coincidevano molto spesso, e poi lo vediamo. Un'altra cosa, c'era poi il governatore dei deputati alle osterie, e c'erano 3 deputati a presiedere gli usi di fare osterie, e questi erano molto attenti al fatto che l'oste non scaricasse il vino prima dell'Ave Maria del mattino o dopo l'Ave Maria della sera. Erano molto attenti al fatto che l'oste usasse la misura concordata, erano molto attenti anche a controllare la cantina dell'oste. In ogni momento della giornata l'oste doveva aprire gli ussi, veniva detto, aprire gli ussi dell'osteria e taverna, in modo che il conduttore del dazio controllasse cosa era presente appunto nell'osteria, nella cantina dell'osteria. La tassazione del vino era diversa, cioè se c'era vino di monte veniva tassato di più, 5 lire inizialmente, e se c'era vino di piano invece veniva tassato 3 lire e mezza per botte. C'erano anche delle osterie che non possiamo definire osterie, c'erano dei locali poi in cui non si poteva vendere né vino di piano né vino di monte, perché veniva venduto il malvasia, i vini foresti. In quel caso siamo ad un livello più alto rispetto alla normale osteria. C'erano tentativi di contraffazione anche a quel tempo. 1771, questo è un locale del doge Alvise Mocenico,
nella quale dice di approvare per un triennio la parte presa dalla comunità di Conegliano contro le contraffazioni praticate dagli Osti in cotesta città. Contraffazioni c'erano costantemente tentativi di contraffazione. Ora, vi ho detto che il dazio del vino era molto importante, anche per la città di Conegliano, al punto che ci sono due tentativi di aumentare, di tassare, ecco, il vino delle osterie. Uno del 1703, eccolo qua. Nel 1703 si stabilisce che venisse diciamo, ridotto di una bozza e mezza la quantità di vino per mastello, praticamente veniva aumentato il prezzo del vino venduto. E questo era per lo scopo di salariare 2 medici della città di Conegliano. Siamo nel 1703. Nel 1795 viene ritoccato di nuovo il prezzo del vino venduto nelle osterie. Siamo nel 1795, ripeto, e in questo caso la minorazione è di 2 bozze e mezza ed era finalizzata a trovare soldi, si stimava più o meno 7.000 lire che si potevano ricavare da questo accorgimento. I soldi dovevano servire per le pubbliche scuole di educazione della gioventù, praticamente per salariare i maestri, per la riattazione delle strade e dei ponti, e dice per rendere offiziosa e perenne la fontana della piazza, in presente sconcertata e disserviente. Quindi diciamo che le osterie in questo caso servono anche per scopi pratici proprio. Quali osterie c'erano a Conegliano? Allora vengono segnalate fin dal 500 le osterie alla Rosa, l'osteria al Leone, l'osteria del Bo, che tra l'altro aveva un'insegna dipinta, che è ancora visibile, dipinta nel tardo 400. C'era poi l'osteria della Campana, la Corona, l'osteria al Sole, che poi diventa l'osteria alla Rosa, poi diventa l'osteria alla Posta in Borgo Sant'Antonio, l'osteria all'Aquila in Borgo San Rocco. Alcuni documenti segnalano la presenza dell'osteria all'Aquila invece in Borgo di Cappuccini, l'osteria all'Imperatore, alle Due Spade, a Leon Bianco e Leon Rosso. Non ho trovato nomi delle osterie nelle ville di Conegliano, nel senso che essendoci un'osteria per villa veniva segnato il nome della villa e il nome dell'osteria rimaneva invece nascosta, almeno nei documenti. Ora, nel 1796 accade un fatto che mi ha molto incuriosito. C'è un certo Domenico Gelmo che si rivolge in modo molto forte ai provveditori della giustizia nuova per avere ragione di un suo diritto. Allora lui diceva, questo Domenico Gelmo rivendicava il diritto di poter aprire un'osteria a San Michele di Ramera senza dover pagare alcun onere né alla città e senza dover chiedere il permesso ai Tiepolo. I Tiepolo naturalmente immediatamente reagisce la città di Conegliano, reagisce anche quel povero Battista Figadin che era colui che gestiva l'osteria proprio a Ramera. Reagisce perché? Domenico Gelmo aveva tutto il diritto di aprire un'osteria senza pagare alcun onere, perché era sposato con Matilde, che era figlia del Pioluogo delle Pietà di Venezia. Ora, è un provvedimento che rientra tra tanti provvedimenti che prende Venezia nel corso del Settecento per andare a sanare, diciamo, quella piaga che era costituita dalla presenza di persone che uscivano dal Pioluogo delle Pietà, ovvero che avevano perso il diritto di essere diciamo, curate da coloro che se ne prendevano cura e andavano a rimpolpare le fila delle persone, dei viandanti, eccetera, eccetera, di persone che diventavano quindi pericolose, poco controllabili. Per cui aveva dato il diritto, il Senato di Venezia aveva assegnato il diritto a coloro che sposavano le figlie del Pioluogo della Pietà di impiantare un qualunque tipo di attività senza alcun onere. Naturalmente alla giustizia nuova si rivolgono anche i Tiepolo, si rivolge alla città di Conegliano, però in questo caso perdono il diritto che credevano di avere. Cosa accadeva nell'osteria? Allora, l'oste era in genere la persona più istruita, doveva sapere almeno fare i conti, della villa, del paese, ed era anche la persona che poteva essere anche la più agiata all'interno di una villa. Era colui che
comunque doveva saper gestire dei contrasti che nascevano dalle osterie. I contrasti ce n'erano veramente tanti. L'oste era una persona che era armata almeno di coltello genovese o trentino, ma poi diciamo che usava anche molte altre armi. Era una persona che comunque doveva saper gestire, dicevo prima, i contrasti. I contrasti dovevano sempre risolversi fuori dall'osteria. Al contrario di quanto si possa immaginare, i contrasti avvenivano all'interno, ci si pugnalava all'interno dell'osteria solo se la cosa riguardava l'oste. C'era una consuetudine, una cosa non scritta, per cui all'inizio di un contrasto l'oste cacciava i due contendenti e la cosa si risolveva fuori. L'oste stesso molto spesso diventa oggetto di minacce. C'è il caso di Zuane Zorzi, che era bandito, che era figlio tra l'altro del podestà di Conegliano, Gabriele Zorzi, che aveva sposato la figlia del conte Orazio di Collato. Questo, nonostante le leggi, camminava in città con gli archibugi lunghi, le pistole scoperte, eccetera, eccetera, ed era uso a minacciare gli osti. Minacciare gli osti, dice il documento, battendoli per aver cavalli, toglendogli per forza e senza pagamento, restituendogli poi tutti rovinati. Questo arriva a uccidere l'oste. Arriva a uccidere l'oste, però rimane impunito, nel senso che per l'omicidio dell'oste di Santa Lucia, in questo caso, non era neanche stato fatto il processo, dicendosi che si sia seguita la pace d'accordo con la moglie del morto, e quindi tutto viene messo a tacere. Molto spesso, anzi in un caso, che poi è questo, quello che vedete nel documento, c'è questo Iseppo Tormene che arriva a minacciare l'oste per avere la moglie dell'oste. Succede anche questo. Sì, ma veramente non sto a raccontarvi questa cosa, lo trovate negli atti, è veramente una cosa molto raccontata nei minimi particolari, perché poi questo Tormene, dopo aver fatto violenza al marito, cioè all'oste e alla moglie, addirittura va per la città di Conegliano sparando, eccetera, eccetera, diciamo, prendendosi gioco anche della giustizia. Ci sono scontri violenti, vi ho detto. Ci sono scontri violenti che possono riguardare anche gli uomini di chiesa. Anche gli uomini di chiesa frequentavano le osterie. E c'è un prete, pre Francesco Mazzacan, che si dice giovine di ardente ed inquieta natura, che addirittura arriva a scontrarsi con Zone Vettus, villaneggiandolo con parole oscene, e arriva uno scontro fuori dall'osteria, naturalmente. Le osterie erano frequentate anche da sbirri, anche da soldati, e in sbirri e soldati che arrivano a scontro, in questo caso uno scontro armato. C'è nella Villa di Susegana, ad esempio, che nella Villa di Susegana, nell'osteria, arrivano Giovanni Corte d'Amelio e Francesco Bellomo. Questi due erano del reggimento di Conegliano, e dopo aver mangiato e bevuto rapidamente si ridussero a giocare al gioco di 3-7, però uno dei due bara, o almeno è sospettato dall'altro di farlo. Attenzione, perché quando uno dei due contraenti, sospetta qualcosa e lo esprime, non può tornare indietro. C'era il senso dell'onore a quel punto che scattava. E anche se l'altra compagnia spera che la cosa sia risolta, non si risolve mai così, perché c'era appunto il senso dell'onore che portava allo scontro diretto, allo scontro reale. Alla fine uno dei due rende l'anima a Dio. Il gioco del 3-7 in questo caso, però si giocava, sì, molto spesso, però si giocava anche la morra, si giocava la morra, ad esempio a Roverbasso. La questione dello scontro riguarda un vino giocato e vinto la morra, ma se stiamo ancora nel capitolo dei giochi, viene segnalato nel 1754 un fatto che riguarda una compagnia di giovinastri contadini che erano passati per la villa di San Michele di Ramera, e qui dice per ivi godere il guadagno fra di loro fatto nel gioco della palla, cioè avevano giocato tutto il pomeriggio a palla e alla fine vanno a mangiare in questa osteria. Però succede che uno ha sospetto che gli altri abbiano già mangiato, e lo dice, e gli altri naturalmente minimizzano la cosa, non si sa se è vero o non vero. A questo violante rimane il sospetto, scatta il senso dell'onore, non può farsela passare. Si arriva allo scontro, naturalmente fuori, mentre stanno tornando a casa, si arriva allo scontro e ci scappa naturalmente
chi deve rendere l'anima al Dio Signore in questo caso. Pagare da bere e bere insieme all'osteria sanciva anche dei patti. Avremo modo di riprendere una parte di questo discorso oggi pomeriggio parlando dei ladri. Comunque poteva anche sancire un accordo, ma molto spesso questo accordo diciamo, uno dei due non ha intenzioni così pacifiche. È il caso di Seppo Molini. Seppo Molini era un pastore della villa di Enego nel Vicentino, che si era portato fino a Cimadolmo, da Cimadolmo aveva lasciato il suo gregge e si era portato poi a Conegliano per vendere la lana agli ebrei di Conegliano. Però per strada trova dei parenti che avevano un parente comune, e a questo parente comune le pecore del signore Seppo Molini avevano rovinato un campo appena affittato, per cui c'è una questione di famiglia. Raggiungono questo Seppo Molini, sembrano accordarsi, alla fine bevono insieme, eccetera, eccetera, però quando si rimettono per strada, questo Seppo Molini viene ucciso. C'è un caso di stalking incredibile, 1756. Allora, nel 1756 nell'osteria della villa di Tezza avviene una cosa veramente strana, nel senso arriva un Valentino Paul che era Zuane, viceconte Zuane, insieme al cognato che era un certo Pietro Antonio Dall'Ava, e questo Valentino Paul chiama l'oste e manda l'oste a chiamare la moglie che faceva la perpetua, lui era sparito da 10 anni, faceva la perpetua presso il prete appunto della Tezza. Fa chiamare la moglie dicendo che c'era il fratello, non lui. Nel frattempo si fa dare una saletta privata, una saletta appartata. C'erano anche all'interno dell'osteria le salette appartate, ci poteva essere. Ricordiamoci che l'osteria era un luogo, uno dei pochi luoghi, forse l'unico in certi casi, in certe ville, in cui ci si poteva sedere, che aveva proprio la struttura, aveva le sedie, in cui ci si poteva anche parlare, era uno dei pochi luoghi, ripeto. Allora si fa dare questa saletta privata e alla fine arriva la moglie e cerca di accordarsi con questa moglie. La moglie non ne vuole sapere naturalmente, cerca di accordarsi, nel senso di farla mangiare, farla bere, e alla fine tira fuori dalla bisaccia, ve la racconto un po' lunga ma è così, dalla bisaccia un pane. Allora lui veniva da Verona, era rimasto 10 anni a Verona, probabilmente si era già risposato, si era riunito un'altra persona, e tira fuori da questa bisaccia un pane, dice, che era stato fatto a Verona durante le passate feste di Natale, una specie di Pandoro, solo che non si chiamava Pandoro a quel tempo, si chiamava Nadalin, Pandoro lo chiameranno così fino all'Ottocento. Ne mangia un po' la moglie, fino accetta, ne mangia il cognato, ne mangia anche il servo, quando loro se ne vanno rimangono delle briciole e il servo dell'osteria li mangia, tutti avvelenati. Però la moglie, il servo dell'osteria e i due ragazzi che erano a educazione del prete si salvano perché il medico riesce a salvarli. Il cognato no, perché si era rimesso in viaggio con il marito e appunto non si sapeva il motivo per cui è morto. Ecco, un caso di stalking del 1754. L'osteria, l'edificio dell'osteria. Allora, non c'era un edificio adibito a osteria. L'osteria veniva fatta nella casa di chi decideva di far l'oste. E quindi il piano terra, molto spesso anche il primo piano, se l'osteria aveva anche delle camere, nel primo piano c'erano le camere e spesso avevano anche una specie c'era un corridoio dove si facevano le camere, dove c'era un tavolone grande dove si poteva mangiare. C'era una costante commistione tra pubblico e privato. C'erano stanze usate dall'oste della sua famiglia come la cucina, come la sala da pranzo a volte, che erano usate anche da chi entrava nell'osteria. E questa commistione tra pubblico e privato la troviamo nei documenti. C'era ad esempio c'era il caso in cui in un'osteria, nell'osteria quella che vi ho già detto prima, l'osteria di Borgo Sant'Antonio, entrano delle persone veramente importanti. Sono due carrozze, si fermano due carrozze con delle persone che vengono dei conti, che vengono dalla Polonia, il conte d'Ostrogov, governatore della piazza principale della Russia, eccetera, eccetera, cioè il generalissimo delle armi polonie russiane, eccetera. Mangiano e nel momento di pagare se ne occupa Francesco Carvassic, che teneva commissione di pagamento.
questo incomincia a battere sul prezzo. Dice, incomincia a tirare sul prezzo dicendo che l'oste li aveva trattati come bestie, non pretendendo pagarle più di 3 lire per testa. Ora, nel documento non si sa chi abbia ragione, cioè se l'oste ha tirato un pochino, cioè un po' rincarato il prezzo, oppure se sono loro che tiravano sul prezzo. L'oste, Rocco Vitella, si indigna, si arrabbia, tira fuori il coltello e incomincia a urlare. C'è un alterco, quest'oste incomincia a mordere chi di questi lo sta prendendo, lo sta bloccando. Alla fine succede che arriva tutta la famiglia dell'oste, tutti armati, ma tra le armi c'è anche un archibugio. Guardate che di fronte a un archibugio non c'era più niente da dire, ma veramente chiunque non poteva più dire niente. Si rimettono salgono nelle 2 carrozze, però non se ne vanno. Probabilmente l'oste li aveva costretti a pagare, altrimenti se ne sarebbero andati. Non se ne vanno nel palazzo del podestà Pasquale Dolfin a portare le loro dimostranze. Il podestà cosa fa? C'è il rischio di un incidente diplomatico, scrive direttamente al Consiglio di 10 e rimette la questione al Consiglio di 10 e la finisce. L'osteria, che vi dicevo, di Borgo Sant'Antonio, viene frequentata da persone molto importanti. Si segnala anche il passaggio di Leopoldo, Granduca di Toscana, che arriva con la Granduchessa, tra l'altro. Si segnala anche la presenza di personaggi inquietanti. Allora, è il 1796, quando il podestà di Conegliano segnala la presenza di un certo Francesco Trevic. È una presenza strana. Dice, per quanto si vocifera, spacciasi qual incaricato straordinario degli affari d'Inghilterra. Per questa osteria c'è anche contemporaneamente un conte di Anraca. Non sa cosa fare, segnala la cosa agli inquisitori di Stato, gli inquisitori di Stato rispondono, ci tenga informati, non si sa più niente. Si sa però che l'anno dopo le cose si evolvono in modo diverso. Nel 1797 prenderà alloggio l'arciduca Carlo d'Austria e un mese dopo Napoleone pone il suo quartier generale proprio in quell'osteria. E qua comincia un'altra storia anche per l'osteria.